conoscere un altro reparto di eccellenza dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, l'unità operativa complessa di urologia, diretta dal professor Mario Falsaperla. Seguiteci. Professore Falsaperla, intanto iniziamo con un bel dato, un bel risultato. Voi siete stati riconosciuti centro di riferimento nazionale per la chirurgia dei tumori renali e in particolare per la chirurgia conservativa, cioè nel risparmio del rene nel momento in cui si evidenzia un tumore. Facciamo una chirurgia anche molto estrema, nel senso anche nei casi di tumori molto grossi, molto avanzati, trattando pazienti anche monorene al fine di evitare la dialisi. Siamo stati inseriti nel 2021 in uno studio a livello mondiale, sono stati valutati 50 centri in tutto il mondo e siamo tra i 5 centri italiani scelti, prevalentemente per l'expertise che abbiamo, perché consideri io sono stato tra i primi in Italia a iniziare questo tipo di chirurgia, a livello pionieristico abbiamo iniziato nel 2002 e poi pian piano abbiamo avuto una serie di riconoscimenti. Consideri che io faccio frequentemente una chirurgia in diretta in eventi sia nazionali che internazionali, quindi è un riconoscimento importante. Questo è il nostro punto di forza, soprattutto per la chirurgia oncologica, oltre a tutto il resto che è la chirurgia comunque rutinaria, però da noi vengono da tutta Sicilia e anche Calabria e altre regioni proprio per questo tipo di chirurgia, perché non tutti la sanno fare, non tutti hanno la capacità di effettuarla. Ma il suo reparto, presentiamolo un po' in cifre, è molto altro. Sì, noi facciamo la chirurgia andrologica, naturalmente nei problemi di disfunzione erettile, soprattutto dopo certi tipi di interventi demolitivi su prostata, vescica, chirurgia ricostruttiva nelle malformazioni del rene, nel caso in cui ci siano delle patologie congenite, talvolta evidenziate poi anche nell'adulto, la parte uroginecologica con cui collaboriamo con i ginecologi e talvolta trattiamo pazienti che hanno avuto delle complicanze dopo chirurgia ginecologica. Però ripeto, trattamento del perineo? Trattamento del perineo nel senso nei prolassi, però tutta la nostra parte di chirurgia dalla prostata alla vescica riguarda comunque la componente perineale. Abbiamo ricevuto, come potete vedere là, dei riconoscimenti proprio per questo tipo di patologie, il bollino rosa, il bollino azzurro proprio per i tumori alla prostata. Abbiamo avuto delle selezioni in tutta Italia e comunque dei bei riconoscimenti. Quanto personale ha? Quanti posti letto? Allora, abbiamo 22 posti letto, in questo momento abbiamo, alcuni sono in fase di pensionamento, quindi teoricamente dovremmo avere 12 dirigenti medici più me, siamo in fase ora di riorganizzazione, considerando che comunque il numero di medici, come lei sa, è sempre molto modesto, quindi anche fare i concorsi diventa complesso. In questo momento abbiamo degli specializzanti che sopperiscono anche a dei posti appunto di dirigente medico, perché in giro purtroppo c'è poca gente. Quanto è importante la prevenzione per le patologie urologiche? La prevenzione è fondamentale, ma più che la prevenzione è importante definire la diagnosi precoce. Perché la diagnosi precoce serve in questa tipologia di malattie, soprattutto nei tumori, a fare degli interventi conservativi. Sulla rene toglie soltanto il tumore mantenendo la funzione del rene, sulla prostata fare della chirurgia conservativa, nel senso di risparmiare i nervi, evitare appunto il problema del deficit erettile, ridurre al minimo il problema dell'incontinenza. Sulla vescica ugualmente, perché la chirurgia nel momento in cui è in una fase iniziale consente anche una ricostruzione della vescica o una chirurgia endoscopica avanzata. Nel caso in cui invece la patologia si scoprisse in fase molto avanzata, naturalmente bisogna essere molto demolitivi. Oggi sinceramente per fortuna si è più nell'ottica di fare degli accertamenti che evidenziano queste fasi precoci. Che tipo di accertamenti? Allora, si inizia per il rene da una banale ecografia che serve a capire. Ogni quanto andrebbe fatta? Allora, intanto dipende dalla familiarità, dall'esposizione a fattori di rischio ambientali o lavorativi, al fumo. Quelli naturalmente sono dei parametri importanti, perché se io ho una familiarità per tumori alla prostata devo fare già dai 45 anni al massimo della prevenzione col PSA, visita urologica. Se ho avuto dei parenti che hanno avuto tumori alla vescica, al rene o anche una familiarità per tumori alla mammella, bisogna assolutamente ipotizzare una diagnosi precedente.
Poi ripeto, la prevenzione è anche e soprattutto la visita, perché dalla visita si riesce poi a decidere come procedere. Quindi andare dall'urologo, sì. Allora, sia gli uomini che le donne. Ma soprattutto iniziare anche in età precoce, perché parlo per esempio della parte andrologica, il varicocele si evidenzia in una fase precoce, può evitare problemi di disfunzione sessuale dal punto di vista della fertilità e conseguentemente un trattamento in fase precoce, anche mini-invasiva, consente di avere una buona fertilità. Se lo scopri a 30 anni, quando desideri di avere un concepimento diventa molto più complesso. Certo. Le terapie nel caso oncologico sono solo chirurgiche? No, noi abbiamo un GOM, che è un gruppo oncologico multidisciplinare a cui facciamo riferimento, in cui il paziente più complesso viene valutato insieme all'oncologo, al radioterapista, al medico nucleare, al radiologo, all'anatomopatologo, per capire qual è il percorso migliore da fare. Nei casi rutinari diventa un po' più complesso, perché avendo una routine molto comunque ampia e quotidiana si selezionano i casi un po' più delicati per decidere qual è il percorso migliore da fare. Professore, come vede il futuro di questo reparto o come lo vorrebbe immaginare fra qualche anno? Io me lo auguro che naturalmente si possa incrementare più che altro la tecnologia, che è quella quali che è la sono base. le nuove frontiere? Ma tutta la parte che riguarda sicuramente la realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale, chirurgia robotica sempre meno invasiva. Lei ci crede nell'intelligenza artificiale? Potrà essere di grande aiuto? Secondo me può essere, in alcuni casi naturalmente sempre sotto supervisione del medico, comunque da solo mi spaventa un po'. Non lasciamo il computer decidere tutto. No, perché più che altro noi abbiamo avuto delle esperienze con degli eventi organizzati proprio con questo tipo di situazione, in cui comunque un po' ti inquieta, perché ci sono delle risposte, delle controrisposte talvolta sono un po' difficili da comprendere per chiunque si occupi anche banalmente dell'argomento. Quindi il futuro quale sarà? L'aiuto delle futuro, macchine? Sì, sicuramente delle macchine. Poi quello che ci auguriamo, questa diagnosi appunto precoce, per evitare di dover poi ricorrere a interventi estremamente demolitivi. Ci auguriamo di dare questo tipo di informativa in modo tale che le nuove generazioni possano usufruirne, perché talvolta arrivano pazienti più anziani che oggi per paura, per pudore arrivano in una situazione talvolta avanzata e quindi complessa da gestire. La speranza è sempre questa. Grazie al professore Falsaperla, al reparto di urologia, buon lavoro. Grazie. Abbiamo investito moltissimo, l'urologia è una delle discipline certamente più attrattive del Garibaldi. Il dottore Falsaperla è davvero un'eccellenza di questa azienda, stiamo investendo, sta per arrivare finalmente a conclusione l'iter di acquisto e di acquisizione del robot, che consentirà di avere ancora operazioni più performanti nel settore dell'urologia e della oncologia urologica.